Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Sicilia 24 Focus, il nostro spazio di approfondimento che oggi prende spunto da quell'episodio di cui ci siamo occupati nei nostri telegiornali. La signora di 62 anni di Petrosino, in provincia di Trapani, aggredita mortalmente da un cane, il suo cane che era legato alla catena nel suo garage. Un gruppo di cani randaggi, ancora non è chiaro, c'è un'inchiesta in corso. Solo un mese prima a Bagheria invece un uomo vicino di casa aggredito dai 3 cani corsi della signora che abitava accanto a lui, con cui aveva buoni rapporti, e prima ancora la piccola di pochi mesi di Acerra sbranata dal pitbull di famiglia. Allora, ogni volta che succede un caso di questo genere, di un attacco da parte di un cane, naturalmente l'attenzione mediatica è molto forte e ci si domanda se sono episodi isolati o se stiamo assistendo ad un aumento delle aggressioni da parte di quelli che sono i nostri migliori amici. Allora, di questo ne parliamo con i nostri ospiti, ve li presento subito. Qui con me in studio c'è Fabrizio Zerbo, addestratore di cani, benvenuto. Salve. E in collegamento Gaetana Cipolla dell'associazione L'Altra Zampa, eccola qua, la vediamo. Salve. Benvenuti. Allora Fabrizio, Sì. comincio da te. C'è anche questo dibattito, la prima domanda che si chiede: di che razza era? Ecco, il dubbio è questo: ci sono razze più pericolose di altri? Allora, il discorso razza è un po' più da vedere una predisposizione a compiere determinati lavori e quindi atteggiamenti, nel senso che tutta la tipologia di cani da guardia, da difesa, quindi pastore tedesco, pastore belga, rottweiler, sono dei cani che sono stati per secoli selezionati a poter andare anche contro l'uomo, perché il lavoro era quello, a differenza ad esempio di un cane da caccia che invece è selezionato solo per la sezione caccia, non avrà mai degli atteggiamenti tendenti contro l'uomo, quindi la razza è un po' più da distinguere in questo. Tra l'altro bisogna dire che negli anni la presenza di questi amici, io stessa sono tra l'altro proprietaria di un cagnolino, è andata aumentando. Come vediamo dalla grafica che abbiamo preparato, in Italia ci sono pensate quasi 14 milioni di cani, e parliamo solo dei cani microchippati, addirittura un 10% rispetto all'anno precedente. I dati sono del 2023, e in Sicilia sono quasi 1 milione di cani microchippati, dati che naturalmente vanno ad aumentare. Tania Cipolla, voi con la vostra associazione vi occupate naturalmente di tante questioni. Che raccomandazione fate voi alle persone che hanno desiderio di tenere a casa un cane? Sì, grazie per avermi dato questa possibilità di parlare di un tema che mi sta molto al cuore, che è proprio quella del possesso consapevole degli animali. Cioè, chiaramente un soggetto, ogni persona ha una propria caratteristica, no? Che può essere quella di essere particolarmente vivace, esuberante, eccetera. Quindi a seconda di queste caratteristiche particolari viene assegnato un proprietario che può essere potenzialmente compatibile con quelle caratteristiche. Quindi l'associazione, in tutte le associazioni, ma io mi riferisco ovviamente alla mia, che è l'associazione L'Altra Zampa, prima dell'affidamento, prima dell'adozione, fa una serie di verifiche presso la proprietà per verificare quelle che sono appunto le caratteristiche dell'abitazione, nonché verificare il nucleo familiare, vedere se ci sono bambini, se ci sono anziani, e in base a questo si valuta e si consiglia. Anzi, in qualche caso proprio si nega l'adozione quando sono dei cani che non possono essere, che non sono compatibili, e possono avere quindi, a parte far nascere poi un problema proprio di gestione, e quindi il rischio che poi il cane possa tornare indietro proprio perché il proprietario non lo riesce a gestire, ma proprio anche per evitare che possono sorgere anche problemi di questo tipo. Ecco, è interessante Tania, perché il controllo in realtà dovrebbe essere duplice, perché sono 2 soggetti che si incontrano. Quindi voi come associazione fate le vostre verifiche sulla famiglia e sugli aspiranti proprietari di questi animali, dall'altro invece sarebbe molto importante fare delle verifiche anche sull'animale in sé, no Fabrizio? Sì, sicuramente già quello che
che una consulenza sull'animale, sul cane stesso, dovrebbe essere quasi uno step di tutti i proprietari. Prendo il cane, a 4 mesi vado da un professionista che mi faccia una lettura un po' del carattere. Già a 4 mesi si capisce il carattere? A 4 mesi, allora un cane in allevamento, già a 2 mesi l'allevatore si rende conto dell'andamento, però i 4 mesi significa che si è già ambientato nella nuova famiglia, nella casa nuova, e allora già magari vediamo ancora meglio le propensioni del cane. Naturalmente noi andiamo a valutare docilità, quindi quanto accetto o meno la manipolazione da parte dell'uomo in generale e del proprietario, e così come poi spiegare anche al proprietario quelle che sono un po' le dinamiche di gestione del cane, perché sicuramente un cane che possa avere una predisposizione all'essere dominante o aggressivo, se gestito pure male, perché magari non si sa che il cane non deve dormire sul letto, piuttosto che ci devono essere anche delle passeggiate quotidiane importanti. Il cane non deve dormire sul letto, lo diciamo ai nostri il mio non dorme sul letto, lo diciamo ai nostri telespettatori. Quanti di voi fate dormire il cane sul divano? Sì, possono sul divano sì, allora il discorso, siamo sempre là, il cane di 4-5 mesi è tutta poi la fase adolescenziale, la concessione del letto, la concessione di sporcare in casa, la concessione di gestirsi i giochi, naturalmente in un soggetto adolescente creano magari dei concetti di dominanza e di controllo sulla famiglia che già torniamo sempre a un soggetto predisposto a un'aggressività, poi possono creare effettivamente dei problemi. Quindi sicuramente prevenzione, a 4 mesi già si ha un orientamento, non si aspetta che ci siano delle manifestazioni negative per contattare un professionista. Ecco, allora, questo tema delle razze pericolose ne parleremo anche più avanti quando ci collegheremo con il Codacons, però è chiaro che in caso anche di semplice morso o di attacco mortale dei cani di taglia grande, dei molossoidi con una diciamo mascella molto sviluppata, è chiaro che l'attacco avrà conseguenze più importanti rispetto al morso di un volpino, che magari mordono molto più spesso ma con conseguenze meno gravi. Sì, paradossalmente non so la statistica, ma sono più i cani piccoli ad essere mordaci proprio per l'insicurezza dovuta alla stazza, però è normale che un conto è un graffio che possa ricevere un proprietario, un conto è una lacerazione importante da il morso di un cane ovviamente di una certa mole, quindi la pericolosità sta anche nel potenziale proprio muscolare del cane, sicuramente sì, così come ovviamente informarsi bene del fatto che se un cane nasce e appartiene a delle razze da difesa deve fare attività da difesa. Non posso pretendere di prendere un cane da difesa e tenerlo chiuso in appartamento sul divano, a non fargli fare una guardia, a non avere un terreno da proteggere, così come un cane da caccia andrebbe garantito una qualche attività simile caccia, qualora ovviamente noi non la facessimo. Poco fa, parlando fuori microfono, ho scoperto anche con mia grande sorpresa che i pitbull, che sono una delle razze che vanno più di moda in questi ultimi tempi, non so se sono al centro più di altri di questi episodi, in realtà non sono cani da difesa. No, assolutamente no, sono cani da combattimento nei confronti di altri cani o comunque altri animali in generale. Purtroppo infatti vengono anche presi come cani da difesa, ma l'elevata docilità che è stata selezionata in questi cani fa sì che tendenzialmente non andrebbero mai ad attaccare contro l'uomo. Questo ovviamente non toglie che uno squilibrio di un singolo soggetto, quindi di un pitbull che magari o perché ha subito traumi o perché appunto geneticamente ha qualche problema anche di tipo neurologico, possa fisicamente attaccare l'uomo, così come ogni cane, se si sente minacciato, può essere una minaccia vera o meno, però se ovviamente il cane si sente minacciato risponderà difendendosi anche col morso. Torniamo a quel discorso che il morso di un pitbull ovviamente può creare lacerazioni anche mortali per un essere umano, a maggior ragione per bambini o appunto persone più deboli. Avvocato, questo dei pitbull è diventato quasi uno status symbol, no? Di alcune persone che a cui piace andare in giro esibendo questo piccolo combattente, questo piccolo guerriero capace anche di morsi molto, molto importanti, che vengono utilizzati, lo sappiamo, nei combattimenti clandestini. Sì, purtroppo sì, è chiaro che questa è la razza prediletta da chi vuole lucrare.
su quelle degli animali con i combattimenti. È chiaro che più forte è il cane, più muscoloso è e più possibilità si ha di vincere le competizioni, quindi purtroppo questo sì, ahimè. Quella voglio dire, è un'altra specie. Io vorrei dire anche il pitbull, un po' tutte le razze. Allora, come diceva poc'anzi il vostro ospite educatore, appunto per tutte queste razze bisogna capire quando si decide di prenderlo, di adottarlo, bisogna capire quali sono le caratteristiche e le esigenze etologiche dell'animale. E non si può trattare un barboncino come si tratta un animale di grossa taglia o comunque con un carattere particolare, dominante, eccetera. Allora, la proposta che per esempio di cui ultimamente si è parlato anche presso la sesta commissione in occasione di quel decreto che voleva riformare la legge della Regione di Sicilia, la 15-20-22, una delle proposte, per esempio, importanti che bisognerebbe fare è proprio quella del patentino. Ci vogliono dei patentini che devono essere ovviamente a seconda diciamo, di quella che è l'importanza e le risposte a seconda della razza del cane. Quindi man mano che la razza diciamo, si presenta più aggressiva, ecco che vengono istituiti corsi di livello sempre superiore. Allora, E invece quello del non ci sono patentini, ma non ci sono per le razze importanti, ma non sono per nessuno, non è nemmeno lontanamente prevista, e questo è un problema della nostra legislazione regionale ma anche nazionale, perché non mi pare che esistano in Italia patentini di questo tipo. Allora, quello del patentino a cui facevi riferimento tu è appunto una delle battaglie del Codacons, e vedo con noi collegata Mariangela Servino dell'ufficio legale del Codacons nazionale che ci ha raggiunto. Benvenuta. Sì, buon pomeriggio a tutti e grazie per l'invito anche a nome della Presidenza del Codacons. Allora, voi avete chiesto, alla luce dei più recenti episodi, di ripristinare il patentino, ma non solo, ma anche di ripristinare quell'elenco di razze pericolose che c'era e che poi era stato ritirato, è così? Sì, noi abbiamo valutato questa iniziativa perché pensiamo che abbia una finalità di prevenzione, perché innanzitutto vi faccio una premessa: io sono una persona molto amante degli animali, molto amante dei cani, quindi io già parto in partenza come soggetto che tutela gli animali e vede che tutti gli animali sono buoni. Detto ciò, perché noi pensiamo che potrebbe essere utile l'istituzione di un patentino, anche l'istituzione di un elenco? Perché tante volte il patentino potrebbe essere utile per rieducare non tanto il cane quanto i padroni all'educazione dell'animale, perché noi pensiamo che gli animali non nascano aggressivi, ma abbiano forse un'indole aggressiva, e poi tutto dipende anche dall'educazione che gli viene impartita dai padroni e della vita che loro conducono all'interno della famiglia umana. Magari un cane che non è abituato a sfogare quanto dovrebbe sfogare magari un molossoide rispetto a un cane di piccola taglia, ha delle esigenze differenti. Io sono molto sensibile a questo tema, anche perché mi sono trovata proprio personalmente a difendere una coppia di due fratelli, persone veramente buonissime, squisite, che si sono trovati nella sfortuna di avere anche loro, essere proprietari di un pitbull, un Amstaff, un molossoide, e questo cane fino ad una certa data era un cane buonissimo che giocava con bambini, che non aveva mai dato segni di squilibrio eccetera, però purtroppo si è trovato in una situazione provocata da una bambina che era particolarmente vivace e come purtroppo per gesto di avvertimento, che magari per l'animale era niente, per la bambina invece è costato una bella ferita in viso, e quindi adesso mi trovo a difendere questi due ragazzi purtroppo in un procedimento penale, perché purtroppo quando un cane effettua una lesione nei confronti di un altro soggetto, purtroppo poi oltre a tutti i controlli sanitari
amministrativi. Si inizia tutta scaturisce un'azione di anche un risarcimento. procedimento penale, quindi un patentino potrebbe essere di prevenzione sia per quanto riguarda la salute di un eventuale soggetto aggredito, sia per quanto riguarda anche la posizione giuridica del proprietario, che si evita un procedimento penale, andando appunto a rieducare nel migliore dei modi un cane che presenta appunto un'indole aggressiva, ma in realtà aggressivo potrebbe non essere. Fabrizio, vengo da te a proposito di questo, intanto dell'indole aggressiva del patentino e poi di questa spesso considerazione: non aveva mai dato segnale di aggressività. Pensi che per esempio nel caso di Bagheria abbiamo intervistato la padrona di quei 3 cani corsi che hanno aggredito mortalmente il vicino di casa e dice gli dava da mangiare, erano amici, non saranno mai stati i miei cani, è impossibile, sono stati i miei cani. Ci sono invece dei segnali. Allora noi abbiamo preparato una grafica con questi segnali che possono essere dei campanelli di allarme quantomeno, ma secondo te, ecco, ti riconosci in alcuni di questi, per esempio appunto cani, la presenza di più cani in famiglia che fanno branco, oppure cani che vivono in una comunità senza persona di riferimento, o se il proprietario non si occupa direttamente dell'accudimento, lasciare il cane sempre solo, ce ne sono tanti. Allora, diciamo appunto intanto da questo primo concetto c'è un discorso che l'essere proprietario di un cane non significa dargli da mangiare. Essere proprietario di un cane significa passeggiarlo, fare attività, creare un legame, no? Quindi anche spesso sì, gli do da mangiare, ma non per questo il cane mi vede come proprietario a livello anche di quella relazione, quella confidenza. Ecco, ma secondo te questa cosa che non aveva mai dato segnali di aggressività è valida, oppure c'era qualcosa che non è stato letto bene? Ti dico, purtroppo con 18 anni di esperienza, quando noi ci confrontiamo con un cane di 3 anni che a 3 anni magicamente mostra dei segnali, andando poi ad indagare, ma per caso iniziava a fare gesto di monta a 4 mesi e escono fuori queste informazioni, così come sulla ciotola rinchiava all'inizio quando vi dovevo conoscere, e poi nascono che già appunto da cuccioli comunque dei segnali ci sono. Non si sanno leggere, non però, si sanno leggere, diciamo. non si conosce, ma anche il semplice fatto che purtroppo comunque ad oggi la moda è gestisco il cane solo col biscottino, senza quasi mai neanche, con la ricompensa. Sì, neanche toccare il cane, eccetera, fa sì che il cane non è magari abituato ad avere una mano sul posteriore per essere messo in posizione di seduto, e già se il cane per 3 anni ma non è mai stato toccato o manipolato, giustamente a 3 anni da adulto può non accettare magari questo comportamento. Quindi torniamo al fatto che è importante già da cuccioli vederli. L'eccezione del cane a 3 anni improvvisamente ha un atteggiamento aggressivo, ha una natura aggressiva, spesso poi è riconducibile anche ad una natura farmacologica di magari problemi di epilessia, problemi appunto a livello neurologico, che poi appunto indagando magari escono fuori. Quindi lì poi c'è da indagare ovviamente per ogni soggetto. Naturalmente un trauma subito da un cane può generare una percezione di aggressività, perché l'aggressività ce l'abbiamo tutti noi, anche il bambino umano ce l'ha, i cani hanno tutti l'aggressività ed è necessaria per la sopravvivenza, però naturalmente il percepire magari una carezza con un gesto di minaccia può essere anche frutto però di traumi ovviamente subiti. E su questo di ripristinare le razze potenzialmente pericolose? Io le estenderei a tutti i proprietari, non dovrebbero esistere, nel senso il patentino dovrebbe essere obbligatorio per chiunque voglia prendere cani, perché anche lì... No, perché sono due cose distinte, il patentino per educare i proprietari, le razze più pericolose, secondo te è giusto farlo? Se dobbiamo andare sul scegliere le razze, tutte quelle che sono le razze da difesa, quindi gruppo 1 e 2 del gruppo ENCI, dovrebbero rientrare in cani potenzialmente pericolosi, perché hanno ovviamente è stata fatta una selezione per poter difendere che sia il territorio, che sia la persona, e quindi appunto come dicevo prima hanno un corredo genetico spinto a poter eventualmente attaccare l'uomo. Ma torniamo al fatto che ad esempio anche il gruppo dei cani primitivi è un cane che è diffidente per selezione nei confronti dell'essere umano. La diffidenza ti porta a non voler essere magari toccato dall'estraneo, è una risposta etologicamente naturale del cane. Il ti pizzico, ti mordo perché tu mi stai toccando e io non voglio, rientrerebbe però poi in un'aggressione, no? Quindi per questo dico estendiamola anzi a tutti, con la distinzione
appunto percorso prima di prendere il cane, perché spesso appunto quando magari appunto questi ragazzi sono ritrovati con ho già il cane, ok mi informo ma il cane già l'ho preso, quindi se poi mi rendo conto che magari io non ho lo stile di vita adeguato, non ho gli spazi, che faccio? Ovviamente il cane ormai ce l'ho, Certo. no? Quindi è importante anche prima di prendere il cane andarsi ad informare, no? Quelle che sono Con le le caratteristiche di ogni esigenze. razza. Allora noi ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo per continuare a parlare dei nostri amici a quattro zampe. Eccoci di nuovo ritrovati, stiamo parlando degli ultimi episodi di aggressione da parte di cani con i nostri ospiti. Torno ancora da Fabrizio perché tu hai detto è importante conoscere che tipo di caratteristiche ha ogni cane che viene adottato per capire appunto l'indole di questo cane, ma è anche vero che spesso i cani che portiamo a casa sono cani meticci, quindi lì è più complicato. Più complicato perché la razza la si può più o meno interpretare dall'estetica del cane, ma non sappiamo effettivamente il carattere del soggetto, quindi infatti lì appunto il grande lavoro e delle varie associazioni che si occupano di randagismo nel fare una buona lettura e capire il cane non assomiglia più o meno a un pastore tedesco, quindi è un pastore tedesco, ma fare tutti i vari test caratteriali, quello è importante. Tania Cipolla, torno da te perché appunto si dice i cani non si comprano, c'è una scuola di pensiero che dice così, bisogna prendere quelli che sono per strada, però è vero che poi dietro questo mix è più difficile la lettura e l'interpretazione dell'indole del cane. Beh, sì, certo, ci sono dei casi in cui appunto il cane può manifestare appunto dei comportamenti che possono... Nel senso che richiede un'attenzione particolare che non è quella, diciamo, già canonizzata dalla razza, ecco, quindi ci vuole un'attenzione, non è semplice. Esatto, anche perché non conoscendo la storia dell'animale, quando si tratta di cani venuti da non si sa dove, quindi cani vaganti, chiaramente non si sa quanto sono stati insieme alla madre, che competenze hanno potuto avere, perché noi sappiamo che la legge, quando noi abbiamo dei cuccioli in casa, la legge vieta i cani prima dei 2 mesi, proprio perché in quei 2 mesi c'è la trasmissione da parte della madre di tutta una serie di competenze che dà un certo equilibrio al cane, e questo mi può dare conferma il vostro ospite educatore. E questo è un punto importante. Chiaramente trattandosi di cani di cui non si sa nulla, e allora bisogna intercettare dai suoi comportamenti, da determinate cose, bisogna intercettare se ci sono delle problematiche che possono essere, diciamo così, devono essere attenzionate. Questo è importante, che ogni persona che decide di adottare un cane faccia un percorso magari con un educatore per cercare intanto di capire come lo deve gestire e fare in modo che il cane cresca insieme a lui con tutta una serie non solo di competenze, ma anche proprio di affiatamento alla famiglia e soprattutto anche, tra virgolette, di sottomissione al padrone, cioè deve sentire il padrone come il suo capobranco a cui lui si affida. Quindi se il padrone dice torna indietro, deve tornare indietro solo alla voce del padrone e così via. Quando un cane non ha più la gestione, diventa così una mina vagante, tante volte noi vediamo per strada cani che vengono tirati a guinzaglio dai padroni, cioè al contrario, certo. No? E quindi questo, cioè, la dice lunga. Io, se mi permette un attimo, volevo dire che, tornando al discorso delle aggressioni, stiamo attenti perché spesso queste aggressioni sono il risultato di una cattiva tenuta all'interno delle nostre case, cioè quando il cane viene confinato in ambienti troppo ristretti, quindi in relazione a quelle che sono le sue caratteristiche etologiche, quando gli viene deprivato di quelli che sono l'aria, la luce, il sole, la corsa e tutte quelle cose, e io mi riferisco a quei poveri cani tenuti dentro i garage, tenuti sui balconi a tutte le temperature. Noi abbiamo un sacco di denunce di questo tipo. Quindi questi
sono dei cani che, proprio perché sono esseri senzienti, hanno una risposta negativa, poi possono avere una risposta negativa anche nei confronti del padrone, laddove appunto è un padrone che più di portargli una ciotola di croccantini e mettergli l'acqua quando se lo ricorda, non fa. Allora poi non ci stupiamo se il cane reagisce. Altra cosa, i bambini piccoli devono essere educati a stare con il cane, non è giusto usarli come giocattolini, chiaramente. Abbiamo poco tempo, volevo chiederti una cosa, perché noi stiamo parlando di quei casi che forse ci colpiscono di più, perché si tratta di aggressioni da parte di cani che già vivevano in famiglia. Naturalmente abbiamo avuto anche casi di attacchi da parte di branchi, di cani randagi, come purtroppo ce ne sono ancora tanti nella nostra isola. Ecco, dal punto di vista, ma brevemente, dei randaggi, come siamo messi, insomma, com'è la situazione in Sicilia? Anche lì non esiste una civiltà. Nel 2025 è assurdo vedere dei branchi di cani che girano così senza alcun controllo. I cani sul territorio non ci devono stare senza controllo, ci devono stare dopo che sono stati prelevati, controllati, microchippati e poi vengono osservati. Se sono cani docili, vengono rimessi sul territorio perché si sa della loro docilità, c'è un tutore che se ne occupa e quindi tutto è gestito. C'è una cartellonistica che dice come comportarsi quando si incontrano questi cani. Ma non esiste che i cani stiano 5, 6, 7 cani in branco, perché è chiaro che diventano aggressivi, perché ci sono i piccoli da difendere, ci sono le femmine in calore da difendere e quindi diventano aggressive. È un capitolo che naturalmente richiederebbe un grande approfondimento e questa volta... Le amministrazioni comunali che purtroppo spesso non fanno bene il loro lavoro. Esatto. Siamo in chiusura, voglio chiudere con Mariangela Servino del Codacons. Voi avete rispolverato questa proposta del patentino e delle razze pericolose, come vi muoverete in questa direzione? Ma per ora siamo un attimo in attesa, perché soprattutto anche il nostro segretario nazionale, l'avvocato Danasi, si è recato lui personalmente a parlare con diverse autorità pubbliche, istituzioni, quindi per ora attendiamo per poi eventualmente procedere con azioni più concrete. Va bene, grazie. Allora gli ultimi 30 secondi, Fabrizio. So che è un compito difficile sintetizzare, possiamo dire la base, proprio come trattare gli animali a casa? Noi ci basiamo rispettiamo almeno le 4 risorse fondamentali. Le passeggiate quotidiane fuori casa, il cane non deve sporcare a casa. Quante? Almeno 3 di mezz'ora, 3/4 d'ora, e non esiste il cane sporca nel balcone, nella traversina, eccetera. E garantire sicuramente il cibo adeguato, dove il cane però deve sapere che mangia a determinati orari e non può mangiare quando vuole. Giocare, quello che noi chiamiamo gioco, per il cane è forse durante la giornata l'unico modo per scaricare energie, quindi giocare col proprietario, dove non è lui che ci va a rubare gli oggetti e ce li porta, ma siamo noi che lo facciamo giocare in modo corretto, così come poi le coccole e carezze e tutta quella che è la manipolazione. Abituiamo i cani ovviamente anche ad essere toccati, ad essere coccolati nel giusto, anche lì senza però esagerare. Il cane non è solo un oggetto per riempirlo di coccole, ma dobbiamo anche farci tante altre attività. Benissimo, allora il tempo a nostra disposizione è concluso. Ringrazio Fabrizio Zerba, addestratore di cani, Tania Cipolla dell'associazione L'Altra Zampa e Mariangela Servino dell'ufficio legale del Codacons. Grazie naturalmente a tutti voi che ci seguite da casa e in particolare a quelli che ci hanno seguito in compagnia dei nostri amici a quattro zampe. Grazie a tutti, una buona giornata.